animami. Gustos, sentidos arcanos, provati. Gusto amores più forte de su tempus, produsti solo encanto e Maria, e su entus sonos, samento e saída, suru che tour che poesia, anima mia. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Trey, feet. Heavenly Father, could you please send me something to wish on? Or at least tell these demons on my back to just get gone. I know that I'm the shit, but I'm still getting pissed on. I'm talking, but nobody's understanding me, Miss Swan. Looking like a man, but I feel like a boy. Try to do what I can, but I'm feeling destroyed. I just wanna raise the roof and leave the ceiling destroyed. But every time I spit the truth, there's nothing filling the void. So I look to the light of the stars like, Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses, and I stay humble, never act pretentious. Cause if I had a wish that the heavens sent me. La vittoria di Uragano di Chia nella reclamare per Arabi Anziani ha aperto il penultimo appuntamento della riunione primaverile all'ippodromo di Chirivani. L'allievo di Adriana Azzurri, ben interpretato da Sandra Ogessa, ha trovato in Abu di Gallura il riferimento principale su cui fare la propria tattica. E così è stato, con Abu di Gallura che passava in vantaggio ai 300 finali, ma subiva ben presto l'attacco travolgente di Uragano di Chia, capace di piazzare una bordata terrificante. Abu di Gallura conservava il secondo posto su Zeffiro di Chia e Zaffiro de Lottas. Per il 9 anni erede di Bono Orvesio si tratta del nono successo in carriera, il primo di questo 2022 per il portacolori della scuderia Aspa. Che tende a passare nei confronti di Abu di Gallura, Uragano che è passato e stacca in via definitiva ai 50 finali. Uragano di Chia viene a vincere questa prima dal Don Meloni, precedendo Abu di Gallura il compagno Zeffiro di Chia e Claudietta. Si attende l'ordine ufficiale. Apertura per Uragano di Chia che con Sandro Gessa griffa questa prima dal Don Meloni, premio Pasquale Buesca. Notto, buonasera. Sandro Gessa con il primo successo di questa ottava giornata primaverile, insieme a Uragano di Chia, lui quarta a Pisa, ben incondizionata, aveva buoni riferimenti. Oggi ce lo siamo scordato noi nei pronostici, lui invece si è ricordato di vincere. Sì dai, ma lui è un vecchietto, ma c'ha la classe, oggi correva contro il tempo, dai, poi il terreno era abbastanza morbido che a lui gli viene anche meglio, e poi era ora, non aveva ancora vinto la Giuba dell'Aspa, mi dà sempre fiducia e finalmente l'abbiamo ripagata, dai. Quindi ha fatto contento anche Adriano. Sì, dai. Senti, bene addirittura, si è stato bene, una bella vittoria tra l'altro. Sì, ho seguito Abu di Gallura bene fino a entrare in retta, poi è passato facile. Quindi può fare tranquillamente le 1008 in su. Ha voglia. Complimenti Sandro. Grazie. Bellissimo coltello fatto. Bello quanto la vittoria di Uragano di Chia. Sì, ce l'aspettavamo, un cavallo che ha lavorato bene, vecchietto, quarto a Pisa, 2 mesi e mezzo fa, poi oggi ha vinto e ha lavorato di più di Zeffiro. Zeffiro è stato male, ha avuto un po' di tosse per 15 giorni, non ho mai potuto galoppare, però siamo contentissimi. Senti, su quel riferimento lì di Pisa ovviamente contava tanto, io me lo sono dimenticato nei pronostici, però lui si è ricordato di essere
Un cavallo di categoria. È quarto con cavalli stranieri che sono anche forti. Sì, sì. Cavalli della scuderia di Endo, e poi c'era anche quello di Massimo Narduzzi che è un amore. Ritengo un ottimo cavallo, il parametro è quello. È arrivato quarto con quelli E oggi contava. Oggi sì, la categoria è appena più bassa e ci sta. Bella vittoria a 9 anni, non smette mai di stupire, Uragano di Chia, Zeffiro terzo, insomma, bene così per l'Aspa, sempre presente nel mondo degli arabi, tu con il training, insomma, quando si vince poi anche meglio. Anche meglio, sì, grazie. Complimenti Adriano. Bocca al lupo anche a voi. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt. I made it. I made a wish on one, now I am one. You can't block my shots, and one. Not a stuck-up girls think I'm handsome, and my pops is proud. Damn son, I went from just pretend to the Jeffersons. I've been moving on. Colpo grosso di Diocleziano a 40 contro 1 nella maiden riservata ai puledri anglo-arabo sui 1800 metri. Il cavallo sellato da Giulia Corran, montato con fiducia da Filippo Ezza, corse in prima linea dimostrando di essere venuto parecchio avanti dalle precedenti uscite. Questa volta il portacolori di Costantino Cossu al completamento della piegata conclusiva ha prodotto un allungo degno di nota che lo vedeva staccarsi progressivamente dagli avversari. Un sacrificato Diamond trovava, seppur in ritardo, una bella pedalata nell'ultimo falango, piombando a velocità doppia sul vincitore, finendo ad un muso. Terzo e quarto posto per Dora My Life e Danubio De Mores. Diocleziano regala la prima in Sardegna allo stallone Suttecchi e alla fattrice Via Vai per la soddisfazione della scuderia Cossu di Silanus. Di Dau che ci prova all'esterno mentre progredisce anche Diamond che attacca con decisione. Diamond che è proprio su... Filippo Ezza, sembra che sei riuscito a salvarti con Diocleziano, un cavallo che non aveva detto molto nelle precedenti uscite, oggi invece è bene. Sì, bene, come mi hanno detto gli allenatori, bisognava solo crederci. Penso qualche altro lavoro le mancherà, però ha risposto molto bene. Un cavallo che fa la distanza, fa lo spunto, fa un po' tutto. Ok, complimenti Filippo. Grazie mille. Gianni Ruzzu, alla preparazione di Diocleziano, un cavallo che nelle prime due corse non aveva detto tanto, oggi invece è una bella corsa a 1800, forse allungando l'ha aiutato, insomma è venuto avanti e ha vinto anche bene. Sì, un po' ci credevamo, dai, è un cavallo che mi piace, diciamo che ha debuttato l'altro giorno e non mi è dispiaciuto, ha corso bene, oggi ti dirò che mi ha anche stupito, sono soddisfatto, dai, sono contento. Senti, un cavallo figlio di Suttecchi, tra l'altro è il primo che vince in Sardegna, così Sì, fai contenta anche a Suttecchi. Poi per quanto riguarda la fattrice, Via Vai è una cavalla che avevi tu in una linea che conosci. Sì, anche la madre era una bella cavalla e anche lei un po' sfortunata, aveva corso bene al derby, poi è stata retrocessa, però bella cavalla anche lei, dai, li ha fatti divertire. Poi una cavalla molto bella morfologicamente, quindi in razza penso che trasmetta bene. Intanto ha trasmesso questo che ha vinto sì. alla terza occasione, che non è mai semplice vincere, soprattutto quest'anno perché ti sei accorto che c'è tanta categoria, quindi le vittorie pesano oro. Quest'anno è difficile correre, poi ci sono tanti cavalli, anche cavalli discreti, dai, quindi quando si vince è sempre bello. Poi in questo momento ti dirò che la vittoria la stavamo aspettando come l'acqua nel deserto, in questo momento difficile per noi. Quindi dai, ci ha fatto contenti tutti. Senti, infatti ben fatto l'assi, tu hai subito un brutto infortunio, ti stai riprendendo, come stai? Dai, bene, che sono così lunghe, ci vuole molta pazienza, però dai, già mi riprendo piano piano. Dai, la ruota gira per tutti, visto che oggi ha girato bene per Diocleziano, quindi bene così, la prima vittoria in carriera, ricordiamo che l'allevamento è quello del signor Costantino Cossu di Silanus, quindi facciamo anche gli auguri a lui, grande appassionato, a tutta la società di Diocleziano, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. I don't need no star, I'm a spaceship. See what I want in life and I take it. Haters used to talk, now they don't say shit. Cause you can't deny that I made it. Airplanes in the night sky like shooting stars. Airplanes. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes
La prova che vedeva in azione gli amatori è andata alla puro sangue Bora dell'Alghere al gentleman Daniele Zucca. La portacolori della scuderia San Giuliano ha ingaggiato un bel duello con Offsider che ha tenuto botta fino a 100 dal palo prima di arrendersi alla progressione imparabile di Bora dell'Alghere. Offsider, secondo sul traguardo, è stato retrocesso fino all'ultimo posto per essere stato sollecitato irregolarmente nelle fasi di partenza dal proprio team. Pertanto Racemifera, Didier e Dawaki venivano avanzati fino a completare il quadro. Bora dell'Algher, 4 anni da burattino, sorellastra di Bunora e Barocco, trova la quinta vittoria in carriera, mentre per il GR Daniele Zucca si è trattato del 31esimo trionfo personale. Da parte di Bora dell'Algher che risolve con Daniele Zucca, precedendo Offsider, Racemifera e il... Daniele Zucca, prima vittoria stagionale, secondo. Prima, infatti mi ricordavo. La corsa più o meno, dai. Senti, Bora dell'Algher, una cavalla sicuramente attesa, aveva frequentato altre categorie, oggi bene, a tiro dei primi, poi in retta contro Offsider, bene. Bene, perché andava facile, quindi sono stato lì a colpirla come corre di solito. Bene, niente da dire. Perfetta, una bella bicicletta, nonostante non abbiamo un gran fisico, ma molto bene. Prima volta in gentleman, contano. Ha sopportato bene Chile, ha sopportato bene quando l'hai richiamata a maggiore impegno perché ha piegato un buon avversario come Offsider, quindi bene così. Ottimo. Complimenti Daniele. Ottimo Offsider. Auguri, Grazie, auguri per il compleanno. Grazie e complimenti al team della San Giuliano. Grazie Bruno. Leonardo Chessa, di nuovo ai microfoni di sportriver.biz per commentare sia prima la vittoria di Bora, questa di Marina. Partiamo da Bora, te l'aspettavi in gentleman visto il fisico, magari non era... Un po' di chili addosso ce l'aveva, invece la corsa alla grande, ha sopperita tutto. Noi avevamo un po' di fiducia, la verità, perché la cavalla l'altro giorno è rientrata e anche se è quarta con pochissimi partenti, però mi ha dato una bella impressione, comunque con 20 giorni di allenamento, la cavalla era libera al prato e comunque si è rilassata tantissimo rispetto a come era l'anno scorso e niente, oggi me l'aspettavo che in fondo scattava e... è andata bene, dai. Sì, una bella vittoria, lei è una burattino lo sappiamo che un po' le dà esilina, invece questa sembra avere anche un buon motore, ricordiamo sorella di Bunora e Barocco, quindi ci sono sempre delle aspettative su questa cavalla. Può essere di quella categoria dove corrono i fratelli o ancora c'è da aspettare? Vediamo, lei ha 2 anni comunque ha fatto bene al Criterium, qualche Livane, ha affrontato categorie buone, la lavorava con buoni cavalli, lei ha sempre tenuto il passo. L'anno scorso è stata un'annata un po' no per lei la verità, però poi dopo che l'abbiamo liberata quest'anno era un'altra cavalla. In box ha messo qualche chilo addosso, tanto l'anno scorso era sempre più tiratina, bene, sono molto contento. Sì, questa era... And my pops is proud. Damn son, I went from just pretend to the Jeffersons. I've been moving on up and it just began. No one helped me then, it was just my pen. I'm here to claim my crown, I'm the freshest prince. See, I had your attention, now I got your respect. Always did my own thing. Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. L'azienda Mario Dettori ti propone la sua vasta gamma di produzioni per poter soddisfare tutte le tue esigenze. Per informazioni, telefona al numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo. I'm here to claim my crown, I'm the freshest prince. See, I had your attention, now I got your respect. Always did my own thing. Ancora la San Giuliano in primo piano, grazie ai puro sangue di 3 anni Marina dell'Algher e Ral dell'Algher, finiti al primo e al secondo posto nella periziata contro i pari età sui 1800 metri.
I due cavalli preparati da Leonardo Chiesa si sono avvicendati al comando, con Ral dell'Algher che prendeva definitivamente la testa nella retta opposta. Ai 250 finali due si presentavano in aperto dibattito, con Marina dell'Algher interpretata da Andrea Deias a trovare il guizzo vincente negli ultimi metri. Scatola chiusa e 6 dei Truth chiudevano il marcatore. Marina dell'Algher da War Command, sorella uterina di Arbok dell'Algher, trova il primo successo in carriera. Ai 100 conclusivi, ancora in testa il cap rosso di Marina dell'Algher, Marina dell'Algher che la porta a casa precedendo Ral dell'Algher. Andrea Deias per Marina dell'Algher, ci avevi vinto col fratello Arbok, anche questa ha dimostrato di essere una buona cavalla. Sì dai, aveva già corso bene a Livorno quest'estate, Quest'inverno? Quest'inverno, sì. Sì. È il caldo. E mi era piaciuta parecchio. Oggi qua la sua categoria ha corso alla grande. 1.800 per la sua distanza? Sì dai, c'è stato da subito un buon ritmo, quindi ci è arrivata benissimo. Sì, una bella vittoria tra l'altro, complimenti Andrea. Grazie mille. Aveva corso bene a Livorno, su quel riferimento oggi restava perché era la sua miglior corsa della carriera, invece oggi ha trovato una bella vittoria sui 1.800 metri e anche una categoria discreta per la Sardegna. Sì. Lei, anche lei, vede, ha fatto l'ho portata a Pisa se non sbaglio, no, a Firenze. Comunque credevo di far molto bene, invece male, veramente mi aveva anche un po' demotivato sopra questa cavalla, però ha continuato a lavorare bene la cavalla, avevamo quest'indica, sono andato un po' mirato e dai, è andata bene, dai. Sì, lei è una War Command, la Sì. mamma è la stessa di Arbok, Sì. quindi una linea che si ripete, l'avevo scritto in settimana e ha subito vinto. Sì, dai, bene, dai. Non ti chiede se può essere come Arbok, ti chiede cosa può fare quest'anno per Sardegna, secondo te? Continuiamo ancora su questo passo e vediamo un pochettino. Purtroppo in Sardegna c'è poco da decidere, da fare programmi, perché non abbiamo programmi, ci sono pochissimi soldi e vediamo un po', dai. Vediamo di andare magari di nuovo a Livorno, che c'è la riunione estiva, valutiamo, dai. Ok Leonardo, ti faccio i complimenti per questa vittoria, non so il numero e niente, bocca al lupo per il futuro. Primo arrivato. You can't block my shots, and one. Not a stuck-up girls think I'm handsome, and my pops is proud. Damn son, I went from just pretend to the Jeffersons. I've been moving on up and it just began. No one helped me then, it was just my pen. I'm here to claim my crown, I'm the freshest prince. See, I had your attention, now I got your respect. Always did my own thing, I don't got no regrets. I keep going, ain't no stopping me yet. Now I'm Rocky Balboa at the top of the steps. I don't need no star, I'm a spaceship. Al terzo tentativo Mondi Diversi fa centro, aggiudicandosi in bello stile la maiden riservata ai purosangue di 2 anni sui 1200 metri. La cavalla al training di Antonio Cotto ha mostrato la coda ai rivali dal primo all'ultimo metro, impegnandosi in avanti sicura nelle mani esperte di Antonello Fadda. Dopo aver respirato nella piegata, Mondi Diversi è ripartita di slancio, rendendo vani i timidi tentativi del favorito Guresi, relegato al secondo posto. I due cavalli di Cotu hanno preceduto le puledre della San Giuliano a Mused e Zeudi dell'Alghere, apparse in miglioramento rispetto al debutto. Mondi Diversi, italiana da Mondialist, e Yen Yos Enigma, fattrice in vendita su sportriver.biz, trionfa per l'allevamento del signor Giampiero Loggias. Va a respingere gli attacchi di Guresi che ci prova, Mondi Diversi che allunga, Mondi Diversi su Guresi. Al terzo posto il numero 1 Musa dell'Algher sul compagna di scuderia Zeudi dell'Algher. Lo Fadda porta al successo Mondi Diversi, insomma lui 2 volte il secondo, poi oggi ha trovato una bella vittoria battendo anche un cavallo buono come Guresi. Sì, ho trovato un filo meglio oggi, forse man mano che corre impara, parita bene, poi fortunatamente sono riuscito a gestire un pochettino la curva, l'ho fatta respirare bene e addirittura reagiva bene. Sì, ti ha reagito bene perché lui ci ha provato a attaccarti, invece lei con l'ausilio forse l'ho steccato, non ha mai mollato, non ha ceduto di 1 millimetro e si è allungata bene. No, ha scattato e migliora pure, man mano che corre. Ti volevo chiedere quello, può migliorare con l'avanzare dei metri? Secondo me sì. Complimenti Lello, 1500 si avvicina. Siamo stati vicini. Complimenti.
Giampiero Loggias, l'allevatore di Mondi Diversi, una cavalla che si sta mettendo in evidenza, 2 secondi, oggi una bella vittoria in maiden, acquistata la madre a Goffs per fare l'allevamento qua in Sardegna, che non è facile, quindi il coraggio ti ha premiato. Sì, questo è stato un investimento voluto e cercato e siamo felicissimi di come è andata. Senti, tu avevi avuto la sorella della mamma Aquiver con la quale ti avevi tolto delle belle soddisfazioni, puntato su questa linea, questa non ti sta ripagando, quello il primo prodotto nato qua in Sardegna. Sì, sono contentissimo, anche con Aquiver avevo vinto il premio PES. Sì, ok, quindi ti porta bene questo. Sì, sembra che mi porti bene. Cicchino PES, ricordiamo, socio attivo della L3C, loro di puro sangue se ne intendevano. Senti, cosa ci vedi in questa cavalla? Ma io ho un bel potenziale, oggi era stata una conferma dopo 2 piazzamenti, oggi non ce l'aspettavamo, però è andata bene. Sta venendo avanti corsa dopo corsa, dà l'impressione di migliorare allungando la distanza. Si è ingrossata, si è potenziata parecchio. Senti, la fattrice resta in vendita? Sempre. Insieme al Purello, quello anglo-arabo da 29. Sì, sembra potersi. Ok, complimenti Giampiero e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Pretentious, cause if I had a wish that the heavens sent me, it would be simply that you don't forget. I look up to the sky, and now the world is mine. I've known it all my life. I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt. I made it. I made a wish on one, now I am one. You can't. La calda serata si è conclusa con lo spettacolare duello atteso alla vigilia tra Chopin e Cleopatra de Mores nella condizionata su 2300 metri per mezzo sangue di 4 anni ed oltre. La corsa, inizialmente animata dal battistrada Cicala, è entrata nel vivo quando Cleopatra de Mores ha iniziato a fare sul serio nella piegata finale, passando in vantaggio. A 300 dal palo la cavalla della scuderia Calvia provava a filare via, ma ben presto veniva rimontata da uno straordinario Chopin. Il baio oscuro di Giovanni Moro con in sella Nino Murru ingranava la marcia alta e in pochi tempi di galoppo liquidava la pratica in modo decisamente autorevole. Cleopatra de Mores, sconfitta con onore, si manteneva seconda sulla rientrante Aster e Katmandu Day. Chopin, 4 anni da Pantuosco e Isterica de Sena, vincitore lo scorso anno dell'Internazionale, ottiene la 5ª vittoria in carriera. Chopin che passa e risolve ai 100 conclusivi senza patemi con Nino Murru, che lo conosce alla perfezione, con Cleopatra al secondo posto, Aster al terzo e Katmandu Day al quarto. Adesso la giro così o la giro? È saltata, ho fatto 3 salti. Federico. Nino Murru pacca su Chopin, oggi era importante vincere perché c'era un'avversaria come Cleopatra de Mores che sicuramente vale la categoria, quindi una vittoria che vale tanto, rendeva chili bene sulla distanza, insomma. La tua impressione? Ma più che altro era una corsa che doveva confermare il suo valore, perché a Firenze, vabbè, qua a Chilivani al rientro è successo quello che tutti sanno purtroppo, quindi è stato un po' un inganno, diciamo. Firenze ha stracorso il cavallo col viaggio, tutto lo stress che può comportare un viaggio. Oggi la prova con Cleopatra ci ha dato delle risposte e il cavallo ha maturato bene, io te l'avevo già detto. Sì. Oggi bene alla distanza, ma poi bello, un bello scatto dopo una bella andatura, seguito Cleopatra che è una cavalla fenomenale. Si è staccato bene, che dire. Ottimo lavoro di Pasquale, Canu, ottimo lavoro di Giovanni Moro, quindi bene tutto. Sì, hai detto tutto tu, ha confermato il valore dello scorso anno, ha fatto anche un bel passaggio di età, il cavallo sicuramente non impariamo già a conoscerlo, però già ha dato una bella conferma del suo potenziale e chissà che ci sia una rivincita anche in continente in futuro. Passaggio di età che l'ha portato avanti. Speriamo di riportarci, Ce ne sono prove. poterci confrontare con quelli di fuori perché se lo merita. Complimenti Nino. Grazie. Giovanni Moro, ai colori, all'allevamento di Chopin, ci ritroviamo per celebrare un altro successo, questo al di là del montepremi, della chiamata di corsa era importante perché c'era Cleopatra de Mores, era la prova forse tecnicamente più bella del convegno e l'ha vinta lui anche in bello stile. Sì, era, anche secondo me era la corsa più importante, diciamo. Si doveva confermare, si è confermato, è andato bene, reduce da un terzo posto a Firenze che diciamo siamo contenti anche di quel terzo posto perché siamo andati a lottare oltremare lì con i più grossi, diciamo, con i più forti cavalli che ci sono in circolazione lì.
abbiamo lottato anche lì la corsa, purtroppo siamo terzi e va bene lo stesso. Senti, lì ci sono ovviamente tutte le incognite del viaggio, insomma, sono degli attenuanti non da poco, noi siamo penalizzati da questo punto di vista, nonostante tutta la passione ci spinge sempre al confronto. Ci saranno altre prove, però si può prendere una bella rivincita se viene avanti così, magari su distanza più impegnativa. Sì, lui la distanza la fa bene, l'ha sempre dimostrato, è un cavallone enorme, è il più grande che c'è all'ippodromo, diciamo. Il 2004 gli vanno ancora meglio. Poi giustamente qua le corse non è che ci siano tante corse, quindi molte volte si corre anche a 1600, 1800. Senti, la prossima può essere in continente. Se andiamo su Livorno-Follonica. Andiamo. No. Signori, ci vediamo domenica 12 giugno col meeting internazionale dell'Anglo-Arabo. Buona serata a tutti. Quindi sicuramente Livorno. Sì, la prossima tappa penso sia già segnata per lui, sia Livorno. Proviamo. Sì, se lo merita, ci mettere magari in una pista diversa, magari comunque lì, dai, è terzo, ha corso bene anche a Firenze, oggi ha stracorso, quindi Giovanni, complimenti a te, a Pasquale che lo prepara, a Pasquale Cano, quindi bene complimenti così. A te che stai facendo un grande lavoro. Io lo faccio, se voi vi vincete mi date l'opportunità di fare un bel lavoro, quindi tutti. Grazie Giovanni, in bocca al lupo ancora. Grazie a te. Haters used to talk, now they don't say shit, cause you can't deny that I made it. Airplanes in the night sky like shooting stars. Airplanes. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now. Questo amore es più forte de su tempus, Progusti solo encanto en Maía, eso en tus ojos, samento e saída, solo que dure que poesia.